Ciao a tutti carissimi, oggi un video a sorpresa così improvvisato, colpo di genio. Ragazzi, oggi sarà la volta buona che verrò a fare la calà del Sasso, più comunemente detta dei 4444 scalini. Quindi l'unica è che è un po' tardi, sono le 16 e sono previste 3 ore di cammino turistico. Il mio obiettivo è finirle almeno in 2 ore, vediamo se ci riuscirò per le 18 a essere di nuovo alle macchine. Qui intanto vedete la ridente località di Sasso. Qui cominciamo con una sequela di indicazioni, tra cui, visto che a Vestagna la discesa impiega un'ora, un po' tante altre belle cose. Ecco ragazzi, ci siamo. Sono partito dall'auto con 25 gradi qui a 950 metri di Sasso. Più si scende, più la temperatura sale, più la fronte si imperla di sudore. Molto bella e suggestiva comunque, devo dire, che se il più è coperto dalle piante, però devo dire che i pochi scorci visibili, anche il sentiero stesso è affascinante. Oh, ragazzi, ma comunque a parte gli scherzi, adesso noi guardiamo solo gli scalini che sì, saranno anche fatiscenti e tutto, ma pensate quanto tempo ci sarà voluto per mettere in piedi questa struttura qui, sasso dopo sasso, e anche lassù soprattutto ancora incastonata in maniera più artistica. Cioè, se uno fa caso a queste cose, apprezza l'impegno e la fatica che ci saranno voluti sicuramente. Qui gli scalini, ragazzi, sono stati sbriciolati dal tempo delle intemperie, presumo, da questi scarichi dei detriti portati giù dalla pioggia. Mamma, ragazzi, sarò a 500-600 metri ancora, fa già un caldo bestia e non vedo l'ora di tornare a Sasso, sinceramente. Anzi, non vedo l'ora di arrivare in fondo e ritornare su, salire il più in fretta possibile. Mamma mia, qui c'è un'autentica cascata di detriti, un fiume. In questo punto, ragazzi, sembra più il letto di un fiume in secca che non la calà che ho fatto fin prima. Mamma mia, che bellezza qui, però, incastonati tra due montagne. Ma io scendo, ovviamente. Beh, questo spero sia uno scherzo, sinceramente. Spero sia un cartello che vuole farti fare una risata, perché se alle 16:51 sono ancora solo un quarto. Bellissima questa curva a gomito, ragazzi.
Ecco qui ragazzi, qui per la prima volta mi si apre un po' di più il panorama. Infatti vedete le montagne dalla parte opposta della Valsugana, presumo. E non credo di essere tanto distante dalla fine. Infatti ragazzi, come non detto, qui dove c'è questo baito di cui avevo letto anche su internet, vedete l'indicazione. Siamo alla famosa fonte Bessele, dove i mercanti si abbeveravano, o comunque gli avventori del Calà si abbeveravano, o prima di salire o una volta discesi, e infatti li capisco. Ah ragazzi, che roba particolare, qui c'è il letto del fiume e la strada ci passa in mezzo. Che carina come cosa. Guardate ragazzi che muraglione qui in verticale. Mamma mia. Infatti stanno allenando per fare l'arrampicata. Qui ragazzi intanto come vedete è cambiato completamente il panorama. Ecco ragazzi, qua penso di essere arrivato appunto al capolinea. E siamo nella strada asfaltata. Qui c'è l'indicazione del secondo tornante, Asiago Gaglio Fosa. Eccoci qua, questo è l'inizio partendo dalla Valsugana. Ecco ragazzi, questo è il piacevole suono di auto della civiltà e della pianura. Via, fatemi tornare in montagna, via a tutta velocità. Allora, un po' di meri numeri sulla tempistica del percorso. Allora, sono partito guardando i primi video che ho fatto alle 16:05. Sono arrivato all'asfalto, che è il termine del percorso, alle 17:20, quindi un'ora e 15, 75 minuti di discesa, però con video e tutto ciò che ne consegue, quindi sì, diciamo che ci ho messo più dell'ora segnata in cima per Valtagna. Ragazzi, questo pezzo qua al sole, tra i 150 e i 200 metri di altitudine, è veramente micidiale per il caldo. Finalmente la salita. Un bel salitone qui subito all'inizio. Adesso ragazzi questo cartello assume un valore diverso rileggendolo in salita. Ok ragazzi, chiaramente allora queste indicazioni sono per chi fa il sentiero dal basso e infatti all'andata non l'avevo visto. Ecco ragazzi, mi sto approssimando al traguardo. Ecco qua ragazzi, è l'ultima salita del percorso. Siamo fuori. Ok, io sono fuori ragazzi perché mamma mia, impressionante ragazzi, la peggiore sudata della mia vita oggi.
L'incredibile è che sono stato in ombra praticamente tutto il tempo e oggi è la giornata meno umida, meno afosa di tutte, sia prima sia quelle che verranno nei prossimi giorni. Pensate che roba essere venuti su in altre situazioni. Sono arrivato appunto alle 18:32 partendo alle 16, 2 ore e mezza per compiere andata e ritorno. Bene ragazzi, qui della Calà del Sasso è tutto. Niente, spero che il video vi sia piaciuto e ragazzi adesso intanto io penserò al prossimo giro durante le ferie di agosto che saranno tra 3 settimane. Vorrei compiere il giro di tutte le ultime montagne che mi mancano del Vicentino. Per oggi è tutto e qui dai 950 metri di Sasso vi rimando alla prossima escursione.